Il questore di Udine ha emesso un avviso orale nei confronti del cittadino afghano di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine, elevato alle cronache locali come lo spaccatutto di Laipacco, sospettato di essere responsabile dei numerosi danneggiamenti di auto che da marzo 2026 si sono registrati nell'area di via Butrio, via Pradamano, via Laipacco e lo stesso quartiere di Laipacco. Lunotti, parabrezza i vetri delle auto e furgoni in sosta presi di mira senza un motivo valido, sempre che ce ne fosse uno, con gli ignari proprietari costretti a denunciare alle forze dell'ordine quanto accaduto e poi, portafoglio alla mano, recarsi dall'autoriparatore di fiducia per poter usufruire del proprio mezzo. L'uomo era già stato individuato, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e fermato dalla polizia locale, ma alla fine, per i vari impedimenti tipici della burocrazia Made in Italy, regolarmente libero di operare indisturbato. Ora l'avviso orale è recapitato al diretto interessato come misura di prevenzione, nella speranza che il soggetto desista definitivamente dalle sue azioni teppistiche.